più che settori delle aziende parlerei di benefici per le aziende. Ce ne sono fondamentalmente 4. Il primo, che è anche quello che ci viene più facile in mente quando si parla di intelligenza artificiale, è il potenziamento del processo produttivo. Cosa significa? Significa migliorare l'efficienza dei processi, significa ridurre i costi di produzione e ovviamente anche migliorare la produttività delle maestranze. Altro obiettivo importante è sicuramente la generazione degli insight. Cosa significa? Significa generare dati su cui poi andare a fare delle analisi strategiche e poter impostare delle nuove azioni a livello aziendale e soprattutto in ambito di comunicazione. Terza cosa, il coinvolgimento del cliente per migliorare la soddisfazione. Cosa significa? Significa che tramite l'intelligenza artificiale noi possiamo andare ad avviare delle attività che possono ridurre il churn rate, quindi il tasso di abbandono dei clienti, possiamo andare a ridurre reclami, recensioni negative, possiamo aumentare la fidelizzazione dei nostri clienti. Ultimo, ma è forse il più importante, è sicuramente poter andare ad influenzare le vendite e quindi andare a aumentare il numero di prodotti e servizi venduti, ma non solo, anche il numero di contatti acquisiti sul mercato tramite queste attività di comunicazione innovative che possiamo andare a intraprendere. Diciamo che di questo e molto altro ancora parleremo nei prossimi seminari, faremo un roadshow a breve in Veneto, per cui veniteci a trovare.